Cristo risate, Cristo Dio, Alleluia. Alle mortale dei secoli eterni, al Signor della vita che vince la morte, risoni per il regno della eternità. Cristo risorge, Cristo trionfa, Alleluia. All'agnello immolato che salva le genti, al Cristo risorto che sale nei cieli, risoni per il dono della eternità. Cristo risorge, Cristo trionfa, Alleluia. Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. O Dio, che manifesti agli erranti la luce della tua verità, perché possano tornare sulla retta via, concedi a tutti coloro che si professano cristiani di respingere ciò che è contrario a questo nome e di seguire ciò che gli è conforme. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Stefano, pieno di grazia e di potenza, faceva grandi prodigi e segni tra il popolo. Allora alcuni della sinagoga, detta dei Liberti, dei Cirenei, degli Alessandrini e di quelli della Cilicia e dell'Asia, si alzarono a discutere con Stefano, ma non riuscivano a resistere alla sapienza e allo spirito con cui egli parlava. Allora istigarono alcuni perché dicessero: lo abbiamo udito pronunciare parole blasfeme contro Mosè e contro Dio. E così sollevarono il popolo, gli anziani e gli scribi, gli piombarono addosso, lo catturarono e lo condussero davanti al Sinedrio. Presentarono quindi falsi testimoni che dissero: costui non fa che parlare contro questo luogo santo e contro la legge. Lo abbiamo infatti udito dichiarare che Gesù, questo Nazareno, distruggerà questo luogo e sovvertirà le usanze che Mosè ci ha tramandato. E tutti quelli che sedevano nel Sinedrio, fissando gli occhi su di lui, videro il suo volto come quello di un angelo. Parola di Dio. Beato chi cammina nella legge del Signore. Anche se i potenti siedono e mi calunniano, il tuo servo medita in quei decreti. I tuoi insegnamenti sono la mia delizia, sono essi i miei consiglieri. Ti ho manifestato le mie vie e tu mi hai risposto: insegnami i tuoi decreti, fammi conoscere la via dei tuoi precetti e mediterò le tue meraviglie. Tieni
Il giorno dopo, la folla, rimasta dall'altra parte del mare, vide che c'era soltanto una barca e che Gesù non era salito con i suoi discepoli sulla barca, ma i suoi discepoli erano partiti da soli. Altre barche erano giunte da Tiberiade, vicino al luogo dove avevano mangiato il pane, dopo che il Signore aveva reso grazie. Quando dunque la folla vide che Gesù non era più là e nemmeno i suoi discepoli, salì sulle barche e si diresse alla volta di Cafarnao alla ricerca di Gesù. Lo trovarono di là del mare e gli dissero: Rabbì, quando sei venuto qua? Gesù rispose loro: in verità io vi dico, voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati. Datevi da fare non per il cibo che non dura, ma per il cibo che rimane per la vita eterna e che il Figlio dell'uomo vi darà. Perché su di lui il Padre Dio ha messo il suo sigillo. Gli dissero allora: che cosa dobbiamo compiere per fare le opere di Dio? Gesù rispose loro: questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che Egli ha mandato. Parola del Signore. Lode a te, Cristo. Vivere con coerenza e fedeltà quello che crediamo per fede. Possiamo descriverla con queste parole, una delle sfide più grandi che ogni cristiano vive giorno dopo giorno. Tutti ci siamo trovati e tuttora magari ci troviamo a fare i conti in questo campo con la fatica a cui si va necessariamente incontro, mentre in sintonia la fede che si professa con la propria vita che si vive, infatti, non è scontato, non è facile, non è agevole per nessuno. Pensare di riuscire a cavarsela da soli con le proprie gambe, arrivando alla vittoria in questa battaglia, in questa che è una vera e propria guerra, è pura utopia, è semplicemente impossibile. E allora nel momento in cui siamo colti dallo sconforto, dalla rassegnazione, dal fallimento, dal credere di non uscirne fuori, ripetiamo con fiducia quelle parole che l'angelo Gabriele rivolge a Maria nell'episodio dell'Annunciazione: nulla è impossibile a Dio. Ricordiamoci altresì delle parole di Gesù a Pietro nel capitolo 15 del Vangelo di Giovanni: senza di me non potete far nulla, dice il Signore ai discepoli. La coerenza è possibile allora, la santità è possibile, ma con l'aiuto di Dio. E allora sia la nostra preghiera a Cristo: Signore, non sarei coerente, non sarei nemmeno santo se questi doni non venissero da te. Questa difficoltà nel mettere d'accordo o in sintonia fede professata e vita vissuta, costruendo tra esse i ponti della coerenza e della fedeltà, quello che la Coletta poco fa ha detto con altre parole: fa, o Signore, che possiamo essere capaci di respingere ciò che è contrario al tuo nome e di accogliere ciò che invece è coerente con il tuo nome. Ebbene, tutto questo si evince chiaramente nella prima lettura, soprattutto in quei giudei che si oppongono al diacono Stefano e alla sua predicazione. Luca riferisce che questi non riuscivano a resistere alla sapienza e allo spirito con cui egli parlava. Questi giudei fanno fatica, non perché Stefano dica cose sbagliate, ma perché le sue parole danno fastidio.
Questi giudei così diventano oggi per noi icona di molti uomini e donne del nostro tempo, i quali con i loro atteggiamenti, spesso anche maligni, si incontrano con la verità, ne sono anche in qualche modo attirati e affascinati, ma poi finiscono per rifiutarla perché è scomoda o perché magari abbracciarla totalmente significherebbe dover cambiare il proprio modo di vivere. Vogliamo ricordarle tutte queste persone nella nostra preghiera al Signore in questo momento, specialmente per quanti hanno paura di abbandonarsi a Cristo, che è via, che è verità e che è vita. Ma non pensiamo però che da questa paura siamo esenti anche noi, come a dire, siccome noi crediamo, siccome noi siamo già arrivati alla fede, la coltiviamo in qualche maniera, dicendo io credo, io prego, io vado a messa, allora sono a posto. No, se pensiamo questo ci inganniamo. Questa questione riguarda anche noi. Anche noi molte volte rifugiamo nella nostra vita la verità, quella verità che è Cristo, perché temiamo il cambiamento di vita che essa potrebbe esigere da noi. E allora così finiamo per accampare scuse, alle volte tra le più singolari, e ci nascondiamo alla verità e anche a noi stessi. La coscienza parla chiaro, ma noi cerchiamo di metterla a tacere. Il diacono Stefano, che di lì a poco diventerà il primo martire della millenaria storia della Chiesa, con il suo esempio, racchiuso in questa pagina degli Atti degli Apostoli, ci suggerisce 4 atteggiamenti per allenarci ad essere coerenti e fedeli con la nostra vita, a quanto attraverso la fede noi crediamo. Il primo atteggiamento è quello del coraggio, è il coraggio della verità. Da dove sgorga questo coraggio? Il coraggio di Stefano nasce dalla fede incrollabile nella risurrezione del Signore. Stefano è un uomo che crede nel Signore risorto. Dal Signore risorto nasce quella forza che è in grado di rotolare via da tutti i nostri sepolcri tutte quelle pietre che ci impediscono di vedere la luce e ci fanno restare nel buio, tutte quelle pietre che noi siamo noi i primi a metterci davanti tra noi e Dio. Stefano, grazie a questa forza, grazie a questo coraggio, non teme di proclamare a voce alta la sua fede in Gesù. Questo è il primo atteggiamento che possiamo imparare da Stefano. Il secondo atteggiamento è quello dell'essere preparati. Stefano non è uno qualunque. Lo cogliamo mentre egli si rivolge ai suoi interlocutori e lo cogliamo come capace di tenere testa nel contraddittorio ai giudei che si oppongono a lui. Stefano sembra così mettere in pratica ciò che Pietro nella sua prima lettera esprime ai cristiani come una necessità: essere cioè sempre pronti a rendere ragione della speranza che è in noi. Se Stefano ha fatto ciò, e da lui dobbiamo imparare questo atteggiamento, chiediamoci noi cristiani del 2020, come possiamo che noi essere preparati, come possiamo essere cioè pronti a rendere ragione a tutti indistintamente della speranza che è in noi? Beh, attraverso la lettura, la meditazione delle scritture, attraverso l'approfondimento e perché no anche, diciamolo senza mezzi termini, anche attraverso lo studio della nostra fede, dei suoi
infatti, vive in profonda comunione con il Signore. Si dimostra così pieno di grazia e aperto alle ispirazioni dello Spirito. Come possiamo tradurre noi in questi giorni, nella nostra vita, questo atteggiamento di Stefano? Beh, attraverso tanti aspetti, per esempio, attraverso la preghiera, attraverso la vita sacramentale delle nostre comunità, delle nostre chiese, delle nostre parrocchie, che speriamo di ricominciare al più presto. Ne abbiamo veramente bisogno, altrimenti la nostra fede rischia di spegnersi. Attraverso le devozioni, attraverso le letture spirituali, attraverso e facendoci, per così dire, illuminare, nutrire dagli esempi e dalle vite dei santi, proprio come quella di Stefano. E infine la quarta caratteristica: dopo il coraggio, dopo l'essere preparati, dopo l'essere mistici, viene questa: Stefano è colui che risplende di una bellezza tutta particolare, perché il suo volto assomiglia a quello di un angelo. E questa bellezza particolare che vediamo in Stefano è la conseguenza di una vita cristiana creduta e praticata nella propria vita, nella concretezza. È quello che anche noi vediamo in una persona e diciamo: ah, guarda, quello lì è un santo. Quando noi siamo in grado di vivere come Stefano la nostra vita cristiana a parole e nei fatti della vita, viviamo quella che possiamo definire una risurrezione che anticipa quella che vivremo lassù nella pienezza. Qui la viviamo anche seppur parzialmente. L'uomo nuovo è l'uomo di prima ma trasfigurato. Quando tu vivi la vita cristiana in tutta la sua interezza, risorgi, compi un passaggio, e questo ti fa diventare prima di tutto essere un'altra persona. Ecco perché diciamo, quando vediamo qualcuno, qualche uomo o donna di buona volontà che conosciamo, magari che ha vissuto un cambiamento drastico in questo senso nella sua vita, diciamo: ah, quello lì è un santo. È proprio semplicemente il risultato di questo permettere alla grazia di Dio di lavorare in questo modo nell'interiorità di ognuno di noi, interiorità che poi naturalmente ha anche un lato esteriore che tutti possono vedere attraverso quello che uno dice, attraverso soprattutto quello che uno fa e il come lo fa. Lasciamoci allora affascinare dall'esempio di Santo Stefano, attingiamo dalla sua esperienza anche per verificare la nostra identità attraverso la sua di discepoli del Signore. Imitiamo nell'esempio. A questo servono i santi, come Stefano, come coloro nei quali noi viviamo, attraverso il cui esempio siamo stati illuminati, che magari abbiamo scelto come nostri patroni della nostra vita. I santi non sono soprammobili da spolverare ogni tanto, non sono supereroi, noi non li ricordiamo per chissà quali poteri, ma per essere stati semplicemente uomini e donne come noi. E allora i loro esempi, come quello di Stefano, ci servono per poter dire: beh, se ci è riuscito Stefano, allora ci posso riuscire anch'io. Non possiamo però fare a meno di dire qualcosa anche a proposito di quanto ascoltato nella lettura evangelica. La prima cosa che possiamo dire la ritroviamo nella folla. Quanti fanno parte di quel gruppo, di quella folla, non vedono più Gesù e vanno in cerca di Lui. Naturalmente è chiaro che
questa ricerca è animata da interesse da parte dei membri di quella folla nei confronti del Signore. Ma nonostante questo però dobbiamo obbligatoriamente chiederci che cosa ha veramente animato la ricerca di Gesù da parte di costoro. Un semplice interesse come quello magari teso ad ottenere qualcosa da Lui, oppure un vero amore per Cristo? Anche noi come loro ci mettiamo alla ricerca di Gesù, oggi come allora. Qual è oggi per me questa ricerca di Gesù? Ho fatto in questo l'abitudine della fede e alla fede? Oppure vivo ancora e di più l'entusiasmo tipico del credente autentico? Questo, vedete, è qualcosa che dobbiamo chiederci, soprattutto in questi giorni, da 2 mesi a questa parte, quando siamo stati costretti inevitabilmente, a causa del coronavirus, a restare nelle nostre case, a non riuscire più a vivere la nostra fede, la nostra vita cristiana come la vivevamo prima. Siamo costretti a stare tra le mura domestiche e lì vivere la nostra vita. E questo tempo ha rischiato ulteriormente di ingrandire il nostro essere rattrappiti, il nostro essere un po' infiacchiti, il nostro essere un po' anestetizzati, mi si passi anche il termine, impigriti. Tanto a che cosa serve andare in chiesa se posso vivere il mio rapporto con Dio standomene a casa mia? Questo è un po' limitare l'entusiasmo del nostro essere credenti. La fede chiede invece un altro atteggiamento, ti chiede una continua ricerca di Gesù, e questa ricerca deve essere inevitabilmente quello che noi sentiamo dentro, deve essere il segno esteriore di uno slancio del cuore che dobbiamo cercare di allenare e di non far venire meno. Anche in questi giorni, appunto, lo slancio della nostra fede. La prova del 9 la vedremo tra qualche settimana, quando potremo finalmente, speriamo presto, di ricominciare anche magari a numeri limitati, nel rispetto naturalmente delle norme che ci verranno imposte e chieste di rispettare, a quanti di noi riprenderanno la vita di prima. Un ultimo spunto. Alla gente che chiede quali opere compiere, Gesù risponde che l'opera più importante da compiere è quella di credere. Allora la nostra riflessione si fa preghiera ancora una volta. Chiediamo al Signore in questa celebrazione della Santa Messa che aumenti la nostra fede. La fede infatti non basta mai. Ogni giorno di vita deve essere un giorno nella quale crescere nella fede. Domandiamo allora dal profondo del cuore: Signore, aumenta la mia fede. Il resto infatti è conseguenza di questo.
Accogli, Signore, l'offerta del nostro sacrificio, perché, rinnovati nello Spirito, possiamo rispondere sempre meglio all'opera della tua redenzione, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi, Con il tuo spirito. in alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo, nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. Egli continua ad offrirsi per noi e intercede come nostro avvocato. Sacrificato sulla croce più non muore, e con i segni della passione vive immortale. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta l'inno della tua gloria. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi veramente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giuseppe, il Vescovo Ovidio e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Dio e tutti abbi misericordia, donaci di aver pace
Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Preghiera per la comunione spirituale per coloro che non si accostano alla comunione sacramentale. Gesù mio, credo fermamente che sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti nella Santa Comunione, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto io ti abbraccio e mi unisco totalmente a te. Non permettere che io mi separi mai più da te. Eterno Padre, per le mani della Vergine Maria, ti offriamo il corpo e il sangue preziosissimo di Gesù Cristo, per il perdono dei nostri peccati, il suffragio dei nostri defunti, delle anime sante del purgatorio e per i bisogni della Santa Madre Chiesa. Amen.
Preghiamo. O Dio grande e misericordioso, che nel Signore risorto riporti l'umanità alla speranza eterna, accresci in noi l'efficacia del mistero pasquale con la forza di questo sacramento di salvezza, per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiera del Cardinale Petteretto, Arcivescovo di Esztergom, Budapest e Primate dell'Ungheria, per implorare la misericordia di Dio in questi tempi di epidemia. Signore Onnipotente, Dio dei nostri padri, ti rendiamo grazie per il mondo che hai creato, per rendere possibile la vita dell'umanità. Ti rendiamo grazie per tutta la ricchezza del creato e per le sue meravigliose leggi. Ti rendiamo grazie perché siamo sopravvissuti, nonostante ogni forza distruttrice, e siamo capaci di giungere a sempre nuove scoperte sul nostro mondo e su noi stessi. Ti ringraziamo perché possiamo lottare sia individualmente sia in comunità per la nostra sopravvivenza e per rendere la nostra vita sempre più bella e ricca di significato. Ma prima di tutto ti ringraziamo per averci chiamati alla vita eterna e perché con la morte e la risurrezione redentrice di Cristo nostro Signore hai aperto per noi la via dell'eterna beatitudine. Quando ci colpiscono delle calamità naturali, contro le quali non riusciamo ancora a difenderci con le nostre sole forze, possiamo sperimentare che la nostra vita è sempre nelle tue mani. Ti supplichiamo umilmente di aiutare gli uomini della scienza a trovare il prima possibile l'antidoto alla presente epidemia. Dona a quanti guidano le nostre società l'accortezza di poter arginare con i provvedimenti adeguati la diffusione delle infezioni, di promuovere la prevenzione e la cura della malattia, nonché la predisposizione di strumenti efficaci per quanti ne hanno bisogno. Dona la tua misericordia e l'eterno riposo a quanti sono morti a causa della malattia. Dona la guarigione ai malati. Dona forza e benedizione ai medici e al personale sanitario per il loro coraggioso impegno. Rafforza in noi la fede, la speranza e la carità, affinché possiamo sostenere con ogni aiuto spirituale e materiale i malati e i parenti che sono nell'angoscia o nel lutto. Fa che con i nostri comportamenti responsabili possiamo contribuire anche noi a prevenire la diffusione della malattia. Perdona, Signore, ogni nostro peccato commesso in pensieri, parole, opere e omissioni. Santissima Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Beatissima Vergine Maria, salute degli infermi, prega per noi. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. La messa è finita, andate in pace. Prendiamo